Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più e bentornati con il nostro consueto appuntamento settimanale con i migliori risultati sportivi. Iniziamo subito dalla Serie A, dato che non parlo da un po', ed eccoci qua subito con la classifica, per fare un po' il punto della situazione. In testa alla classifica troviamo il Napoli. Napoli con 47 punti, ben 9 punti di vantaggio sulla seconda e soprattutto arriva da una vittoria che è convincente a dir poco. Infatti si è giocata a Napoli-Juve ed è terminata con il risultato di 5-1. Una vittoria netta, mai in discussione. Il Napoli è stato praticamente sempre in vantaggio, almeno per 1 o 2 gol di scarto, e c'è poco da dire. È stato trascinato dai suoi giocatori migliori, Osimhen, Kvaratskhelia, e la Juventus non ci ha capito nulla in fase difensiva. Il Napoli continuava ad attaccare e trovare occasioni da gol ed era anche piuttosto cinico in quanto riusciva a segnare anche su ribattute o comunque era molto presente nella partita. La Juve aveva trovato, dopo aver subito 2 reti proprio sullo scadere della fine del primo tempo, la rete del 2-1 che aveva minimamente riacceso le speranze bianconere, ma all'inizio di secondo tempo del Napoli ha messo la pietra tombale sulle speranze juventine sia nella partita che forse anche nello scudetto. Al secondo posto in classifica troviamo il Milan, un Milan non in un buon momento di forma, che arriva dopo essersi fatto rimontare 2 reti dalla Roma e aver pareggiato 2-2, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Torino ai supplementari in 11 uomini contro 10 e al Via del Mare di Lecce la partita non poteva iniziare peggio. Dopo 3 minuti il Milan è subito sotto, regalando il pallone e concedendo poi un bellissimo autogol di Teo Hernandez. Milan scosso ma che non riesce a ritrovare la forza e prende anche il secondo gol sul Lecce che sta davvero giocando sul velluto per tutto il primo tempo. Nel secondo tempo la squadra giallorossa cala un po' di intensità, il Milan comunque ha tanti giocatori di talento, Leao segna il gol dell'1-2, arriva anche il 2-2 al 70° su un bellissimo colpo di testa su inserimento da dietro del capitano rossonero Calabria, ma la luce si spegne ancora. Dal 70° in poi non ci sono praticamente più grosse occasioni per i rossoneri e la partita termina così 2-2. Punto prezioso e meritatissimo per il Lecce, punto che invece fa masticare amaro il Milan, che si vede riavvicinare da tutte le squadre dietro che aveva staccato prima della ripresa del campionato. Dietro il Milan troviamo appunto la Juventus, Juventus che rimane a 37 punti nonostante la brutta sconfitta, e a 37 punti arriva anche l'Inter. Un Inter che vince 1-0 in modo un po' rocambolesco con il gol, ma poi meritato per tutta la partita in quanto praticamente non concede all'Hellas Verona occasioni per segnare. Un Hellas Verona sempre più in crisi e sempre più in zona di retrocessione, ma comunque l'Inter fa il suo, vince per 1-0 e si porta a casa i 3 punti. Una vittoria soprattutto importante perché mercoledì ci sarà la Supercoppa italiana, che è tutto un derby meneghino, quindi Milan-Inter, e si giocherà a Riyadh in Arabia Saudita. Una partita in cui le due squadre arrivano con momenti di forma non esaltanti, ma che vede l'Inter leggermente favorita perché sembra stare meglio fisicamente e mentalmente. Dietro in classifica troviamo una Lazio che ha battuto il Sassuolo e arriva da 2 vittorie consecutive e si può quindi un po' mettere lì in bolla e cercare di vedere cosa succede davanti a lei. Se qualcuna delle squadre davanti cede, lei può essere pronta per raggiungere un posto per andare in Champions League. A pari punti con la Lazio troviamo anche l'Atalanta, un'Atalanta che ci stupisce sempre di più nel momento in cui fa questi record. Infatti l'Atalanta ha vinto 8-2 la partita contro la Salernitana. 10 gol in una partita che non si vedevano da svariati anni. Pensate, l'ultima volta che ne erano stati segnati 7 gol ed era finita 7-1 era stata ancora proprio l'Atalanta. Quindi un'Atalanta che ha una passione per le goleade e vediamo se riuscirà anche ad avere una maggiore continuità nel corso del campionato, dato che è l'unica delle squadre in alto alla classifica a non avere competizioni europee.
Al settimo posto, sempre a pari punti con Atalanta e Lazio, troviamo la Roma. Una Roma che ha battuto 2-0 la Fiorentina con una doppietta di Dybala, una partita che si è messa in discesa in quanto la Fiorentina è rimasta in 10 al 25esimo minuto, ma poi come sempre le partite vanno vinte e bisogna segnare sul campo. Queste sono le prime 7 della classifica con Roma, Atalanta e Lazio tutte a pari punti a 34, quindi ben 13 lunghezze in meno della capolista Napoli, che ha scalato un bel solco e vedremo nel girone di ritorno cosa farà e se riuscirà a portare uno scudetto in casa partenopea che manca da tantissimi anni, dall'ultima volta che c'era Diego Armando Maradona. Passiamo ora al tennis. Infatti sono in corso gli Australian Open, il torneo nei 4 più importanti che si svolge appunto in Australia, ma arrivano notizie amare per gli italiani. Infatti ad oggi hanno passato il primo turno soltanto Yannick Sinner, che ha vinto con un convincente 3-0 contro Edmund, e Camilla Giorgi, che ha vinto anche lei in meno di un'ora con uno straordinario 6-0-6-1 contro Pavlyuchenkova. Dagli altri arrivano notizie negative, principalmente da Musetti, che ha perso in 5 set, e ha perso in 5 set anche Berrettini contro Andy Murray. Un Berrettini che ha avuto anche un match point su una situazione abbastanza facile, l'ha affossato a rete, e poi nel tiebreak finale del quinto set purtroppo non è riuscito a servire bene e tutto è andato abbastanza a favore di Murray, che ha chiuso anche addirittura con una risposta che si è spenta sul nastro. Diciamo un finale beffa che racconta però bene la partita dell'azzurro. Italia che si presentava con 3 top 20 nel maschile, di cui ne è rimasto solo uno, e addirittura un Berrettini che scivola al di fuori dei top 20 perché l'anno scorso qui a Melbourne era arrivato fino in semifinale contro Rafa Nadal. Quindi mastichiamo amaro, ma siamo sicuri che il tennista romano e il tennista di Carrara riusciranno a farci godere dei loro trionfi prossimamente. Per questa settimana è tutto. Ci vediamo settimana prossima con i risultati della Supercoppa italiana e gli aggiornamenti sugli Australian Open, facendo un grande in bocca al lupo ai nostri ragazzi. Quindi ci vediamo settimana prossima. Da Passione Sportiva di Mattia è tutto. Ciao a tutti!